Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la pagina della cultura e degli spettacoli. Il concerto del trio Il Volo ha aperto ieri sera i 4 appuntamenti promossi dal Comune di Venezia e Vela SPA con la grande musica in piazza San Marco. Il concerto, tappa del tour Tutti per uno capolavoro e prodotto da Friends and Partners, in una piazza San Marco gremita di spettatori, ha preso il via sulle note della colonna sonora Il Gladiatore, seguita dalla musica del brano Un amore così grande e dall'amatissima Nessun dorma e da Show Must Go On. Una serata con 25 grandi successi scanditi dai racconti e dalle emozioni dei 3 artisti italiani. Abbiamo realizzato il nostro desiderio di cantare in questa meravigliosa piazza per celebrare un grande traguardo, i 15 anni della nostra carriera assieme. Sono state le parole di saluto del trio dal palco. Cambiamo decisamente argomento. Sono 12 comuni di Veritas che sono stati dichiarati ricicloni da Legambiente Nazionale. Si tratta di Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Giacinto Cao Maggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Mira, Ra Maggiore, San Donà di Piave, San Nastino di Livenza e Teglio Veneto hanno infatti associato nel 2023 una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65% e produzione pro capite di rifiuto secco residuo inferiore a 75 kg all'anno. Sono ottimi risultati, commentano da Veritas, perché premiano gli sforzi delle cittadine e dei cittadini e delle amministrazioni comunali e riconoscono l'importanza del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti di Veritas, che associa alte percentuali di differenziata, scarsissimo utilizzo della discarica, meno del 5%, e ridotta produzione di rifiuto secco residuo. La cronaca. Era il 5 luglio del 1981 quando Giuseppe Taliercio fu ucciso a Marghera dalle Brigate Rosse. Il Comune di Venezia ha voluto commemorare oggi il tragico assassinio per mano dei terroristi dello storico dirigente dello stabilimento del petrolchimico della Montedison. La cerimonia per il 43esimo anniversario si è svolta stamani nel punto in cui il corpo fu ritrovato, in via Pasini, angolo via Bottenigo, alla presenza delle autorità civili e militari. Toccante il ricordo del figlio di Giuseppe Taliercio, Cesare. Vorrei, ha detto, che venga sempre rifiutata la violenza a tutti i livelli, ancor più atroce se perpetrata verso uomini inermi che si recano al lavoro. Un appello a chi in quegli anni di tensione ha vissuto e ha maturato il giusto ripudio agli atti violenti commessi, di far memoria e trasmetterla con la speranza che tutto ciò che la mia e le altre famiglie in Italia hanno subito non si ripeta, che gli uomini tornino a essere uomini. Voltiamo pagina. Il GEI Museo taglia un primo grande traguardo. Il 30 giugno il Museo Civico della città di Jesolo ha infatti sfondato la soglia dei 20.000 ingressi dal giorno della sua apertura. Un risultato ragguardevole per una struttura inaugurata solamente 12 mesi fa, il cui nome si sta ora diffondendo grazie all'attrattività dei primi appuntamenti che ha ospitato, nonché alla raccolta di animali del Museo Civico di Storia Naturale, all'esposizione La Terra dei Giganti e naturalmente a Bansky and Friends, l'arte della ribellione. Proprio la mostra dedicata agli artisti controcorrente ha contribuito in maniera sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo, facendo raddoppiare il dato medio sugli ingressi mensili. Dall'inaugurazione dell'esposizione, il 23 aprile 2024, infatti, il Geomuseo ha registrato oltre 6.200 visite. Fino a quel giorno il museo contava poco più di 13.800 ingressi. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.